Ben trovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rientrati dopo le vacanze, pronti per continuare a raccontare il calcio dilettantistico nel consueto appuntamento del mercoledì alle ore 13. Raccontiamo la Serie D, parleremo anche dei due gironi del campionato di eccellenza e subito presentiamo il nostro ospite di questa settimana, mister Pierpaolo Alderisi. Ciao Pierpaolo, Ciao ben trovato. Ettore, ben trovato e auguri. Grazie, grazie. Tra l'altro è iniziata anche per te finalmente questa importantissima esperienza con la rappresentativa regionale categoria Under 17. Hai detto bene, finalmente. Finalmente, Insomma. dopo 2 anni di stop. Sì, non vedevamo l'ora insomma di ritornare in campo e l'abbiamo fatto anche nella prima amichevole che abbiamo sostenuto con l'Under 19 del Catania e quindi siamo molto contenti. Lavori con un bel gruppo interessante? Sì, finora diciamo si sono affacciati alla nostra realtà ragazzi di un certo spessore, di un certo calibro. C'è stato un grosso lavoro di scouting alle spalle anche per accorciare un po' i tempi che sono strettissimi e devo dire che finora le risposte sono state eccellenti. Tutto questo anche con una collaborazione importantissima da parte della federazione, no? Assolutamente. Che è in prima linea insieme a voi per cercare di far ritornare in Sicilia questo titolo nazionale. Sì, sostanzialmente la mission di tutto questo progetto è quella di dare visibilità ai ragazzi e ai migliori talenti del territorio in ogni categoria. Poi è chiaro che la competizione è la competizione, Certo. per cui andiamo lì cercando di fare il meglio possibile e poi vedremo come andrà. Per iniziare la nostra puntata, purtroppo ancora una volta siamo costretti a ricordare una straordinaria figura, quella di Gianluca Vialli. Anche noi di Penalty abbiamo pensato di aprire la puntata odierna con un omaggio. L'onore spetta all'uomo nell'arena, l'uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L'uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c'è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L'uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che quando le cose vanno bene conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che quando le cose vanno male cade sapendo di aver osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta. Grande Luca! Un abbraccio completo, cioè c'era un po' tutto, c'era l'aspetto sportivo, quindi il ricordo di Wembley, la gioia per un nuovo traguardo raggiunto inaspettato, c'era la paura che magari aveva condizionato entrambi negli ultimi anni per via delle mie condizioni. È venuto a galla tutto questo, quindi queste lacrime erano piene di tutti questi sentimenti in un colpo solo e sono quelle cose, sono quegli abbracci che poi io dico più belli ancora di quelli che ci facevamo quando io gli passavo la palla e lui faceva gol. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Un ricordo indelebile, quello di Gianluca Vialli, così come un ricordo indelebile la figura anche di Pelé scomparso qualche settimana prima di Gianluca. Pierpaolo, un ricordo personale di Gianluca Vialli e anche quello di Pelé, anche se è una generazione che non ti appartiene.
Sì, ma per chi ama il calcio e per chi ha cultura di questo sport eccezionale, insomma, Pelé rappresenta qualcosa un giocatore che comunque le cui gesta si devono conoscere, quindi è stato uno degli immensi, no, di questo sport. Per quanto riguarda Gianluca Vialli, personalmente mi è stato tante volte quando giocavo di ispirazione, soprattutto non tanto per le doti tecniche, che comunque erano importanti, ma per la perseveranza, il fair play, il rispetto del gioco, del senso del gioco che aveva nel campo e che trasmetteva anche agli altri. Quindi ci ha lasciato un grandissimo personaggio che ha fatto tanto bene a questo sport, sia attraverso le gesta nel campo, sia attraverso quello che ha saputo manifestare al di fuori. Voltiamo pagina perché adesso iniziamo a parlare di calcio giocato e lo facciamo con il campionato di Serie D. Si è giocata la prima giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Canicattì FC Lamezia Terme 2-2, Licata Calcio batte Castrovillari 4-0, Catania batte Ragusa Calcio 3-0, San Cataldese batte Città di Sant'Agata 1-0, 0-0 tra Cittanova e Città di Aciriale, pareggio anche tra Locri 1909 e Santa Maria Cilento 1-1. Pareggio anche per Paternò Calcio Real Aversa 1925 ed infine vittoria della Mariglianese 2-1 con l'FC Trapani e vittoria anche della Vibonese Calcio 3-1 con il San Luca. Sono 12 punti di vantaggio a questo punto per la squadra di Ferraro. Eccola qui la classifica, Catania in testa con 45 punti, 33 punti per il Locri insieme all'FC Lamezia Terme, 31 punti Vibonese Calcio, 29 Licata Calcio, Città di Sant'Agata con 23 FC Trapani, 22 punti San Cataldese e Ragusa Calcio, 21 Real Aversa, 20 Castrovillari, 19 per Santa Maria Cilento, Canicattì, Città di Aciriale, 18 punti per il Cittanova, 17 San Luca, 15 il Paternò, chiude la classifica la Mariglianese con 8 punti. In questa classifica sottolineiamo che debbono recuperare 2 partite il Castrovillari ed il San Luca, una partita invece per il Licata, l'FC Trapani, Santa Maria Cilento e Canicattì. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 15 gennaio, eccolo qua il tabellino degli incontri, Città di Aciriale Canicattì, FC Lamezia Terme Castrovillari, FC Trapani Locri 1909, Licata Calcio Vibonese Calcio, Santa Maria Cilento Paternò Calcio, Ragusa Calcio Mariglianese, Real Aversa 1925 Città di Sant'Agata, San Luca Catania ed infine San Cataldese Cittanova. Ritorno vincente per il Catania, prima giornata con questa vittoria assonante nei confronti della Ragusa. Pierpaolo, un Catania che ormai ha praticamente lanciato la sfida dell'ultimo chilometro, anche se ancora mancano 15 partite. Sì, però 15 partite sono 12 punti di vantaggio, continuo a mettere distacco quasi ogni settimana rispetto alle dirette inseguitrici che fanno fatica a tenere il passo e quindi insomma da catanesi ci gustiamo questo vantaggio e speriamo tutti e ne siamo certi che il Catania lascerà presto questa categoria. Anche perché sta recuperando qualche under importante su tutti questo Chiarella. Chiarella ha fatto gol ieri, a dire la verità è un calciatore che ha sempre fatto delle buone prestazioni anche perché ha delle caratteristiche per la categoria che sono notevoli, ecco, è un giovane di assoluta prospettiva e non dimentichiamo Vitale che nonostante le questioni disciplinari comunque resta una colonna portante proprio nel girone d'andata. Assolutamente, e quindi il Catania si gode questo primato in classifica, si gode anche un organico di altissimo profilo per la categoria e poi alcuni giovani di assoluto valore. Guardiamoci subito gli highlights con le interviste post partita. Oggi ho visto un Catania in palla, è un Catania con la voglia di partire questo 2023 nei migliori dei modi. Penso che l'abbiamo dimostrato come mentalità, come forza e soprattutto di dare soddisfazione al nostro pubblico. Penso la migliore risposta che potevamo dare oggi dopo la prestazione che abbiamo fatto importante col Trapani il secondo tempo, perché quel secondo tempo ci ha dato una svolta nella testa e nella gamba dei calciatori e oggi abbiamo continuato con la festa natalizia, con gli allenamenti,
la disponibilità del gruppo e soprattutto abbiamo recuperato giocatori che fino a qualche periodo fa erano infortunati, oggi hanno preso la condizione fisica. Lo stesso Chiarella oggi ha fatto abbiamo visto forse il Chiarella dell'inizio campionato, perché veniva da un periodo che non si allenava, e invece questo periodo, questi 15 giorni hanno portato forza e grande esplosività. Lo stesso Russotto. Il mercato, ci sarà il direttore Laneri che fa tutto quello che deve fare da anni, che conosce bene il calcio in Sicilia e secondo me non sbaglia niente. Per quanto riguarda la cosa di Vitale, è una cosa che sicuramente si risolverà ben presto, e poi credo che abbiamo una rosa così importante che stiamo bene come stiamo, non bisogna rompere degli equilibri, ma solo farli sentire a tutti quanti importanti questo progetto del Catania, perché alla fine abbiamo una società che non ci fa mancare niente, facciamo questa prestazione, la dedichiamo al presidente, no? Quando viene a fare tanti chilometri e vede questa risposta della squadra, penso che un presidente che vede la squadra giocare bene, vince con questo pubblico, penso è la cosa più importante quando vede il suo lavoro, anche i suoi investimenti che ha fatto con queste prestazioni, è contento degli investimenti e delle prestazioni, sarà più felice sicuramente. La dedichiamo a lui, perché penso, come augurio in questo 2023, penso è la risposta migliore che possiamo dare. Noi più risposte diamo sul campo, più risultati facciamo, e ognuno di noi, ho detto pure prima in sala stampa di là, che ci giochiamo qualcosa di importante. Per giocarci qualcosa di importante bisogna dimostrarlo con i fatti di campo, non con i fatti fuori dal campo. Era una partita da giocare diversamente, ovviamente ti ritrovi in 10 con un calcio di rigore, ma ancora non capiamo il motivo dell'espulsione. Alla fine, sai, il rigore ci può stare, tranquillamente puoi dare un rigore e sbagli, non sbagli, questo è un altro discorso, ma l'espulsione mi sembra una cosa incredibile, cioè nel senso ancora non capiamo la motivazione, nessuno della terna arbitrale riesce a dare una motivazione, e questa credo che sia il fattore più brutto. Così poi rovini una gara, rovini una partita, rovini il lavoro di una settimana. Avevamo iniziato bene, erano 20 minuti, gara di massima intensità, ma già lo sapevamo e ci eravamo preparati per questo. Poi ovviamente un episodio del genere a casa della capolista, ti ritrovi 1-0 e in 10, ovviamente cambia l'inerzia della gara e cambia tutto il match. Ovviamente non dico che dovevi venire qua a metterli sotto o non so cosa, però dovevi venire qua come stavi facendo nei primi 20 minuti, dovevi rimanere in gara per 90 minuti, dovevamo rimanere in partita. Poi poteva succedere di tutto, però credo che alla fine, quando errori dove non sono errori di gioco ma errori che ti ritrovi da altro, alla fine ti rovinano il lavoro di una settimana e ti rovinano una gara, una partita dove potevi giocarla diversamente. Sto cercando di prendere ritmo e comunque mi sto anche abituando, perché in allenamento, provando l'allenamento, in partita, poi il rullo lo capisci bene, perché comunque non è che cambia tanto tra destra e sinistra, massimo può cambiare la posizione del corpo, però poi vedo che in partita cerco sempre di trovarmi più meglio possibile. È una bella sensazione, ho passato dei mesi abbastanza complicati, però adesso mi sento in forma, mi sento di essere tornato quello di prima. Questi mesi passati a riposo, tra virgolette, mi hanno un po' condizionato a livello fisico, però i miei 70-75 minuti riesco ancora a farli e punto in queste settimane ad arrivare anche ai 90. L'importante era segnare. L'importante era segnare, perché è una cosa che, come ho detto, mancava da parecchio. Poi mettiamoci la vittoria convincente, è stata una giornata particolare. Oggi ho assistito a un'invenzione del regolamento, perché non voglio entrare in merito a rigore, se ci fosse o meno, ma sull'espulsione sono rimasto veramente a bocca aperta, incredibile. Però è un periodo così che ci sta girando storto, non voglio dire che avremmo potuto vincere o meno o parlare del risultato della gara, però fare 75 minuti in questo stadio in 10 uomini è veramente un po' troppo, e così è stato. Secondo me è un errore assolutamente troppo grosso di un arbitro, infatti ho anche protestato, perché non si possono fare errori così grossi, perché vanno ad inficiare il lavoro di una settimana. Quindi sono arrabbiato, perché ribadisco, avevamo preparato la gara sapendo che potevamo andare sotto, sapendo che incontravamo una grandissima squadra, che è la migliore in assoluto, però così no.
Così no, noi ce le vogliamo giocare le partite. E così oggi purtroppo la scelta dell'arbitro non ci ha permesso di giocarcela. Ribadisco, non voglio dire il risultato, non voglio parlare di questo, non dico che il Catania non l'avesse meritata, però ribadisco, non ci è stato permesso oggi di giocarci la nostra partita. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La diretta inseguitrice FC Lamezia Terme invece pareggia in casa del Canicattì 2-2 con il neo allenatore Orazio Pidatella, dopo l'allontanamento un po' inaspettato di Lillo Bonfatto, che ha veramente spiazzato un po' tutti. Sì, dico, sono situazioni che purtroppo in Serie D, che sebbene sia la massima serie dilettantistica, purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Cioè la parola stabilità è spesso un miraggio, no? È a livello dirigenziale, spesso anche a livello tecnico, riguardante i giocatori e anche gli allenatori. Anche perché, tra l'altro, insomma, la posizione in classifica era certamente attualmente tranquilla, una partita da recuperare. Forse, secondo me, si chiedeva un po' troppo a Lillo Bonfatto? Ma guarda, ti ripeto, non conosco le decisioni, quello che so è quello che conosco e so che il Canicattini comunque veleggiava abbastanza bene in classifica, non dimentichiamoci che era una neopromossa, una matricola per la categoria e che peraltro lo stesso mister Bonfatto aveva conquistato, quindi mi dispiace per un amico, cioè Lillo Bonfatto, e sono contento per un allenatore di cui ho stima come Pidatella, però certo. Ovviamente queste situazioni fermo sono ai box già da un po' di tempo. Sì, vabbè, dico, sono tanti gli allenatori bravi, fermi o che non sono in attività da diverso tempo, perché sono davvero molti, quindi ci può anche stare che un allenatore di qualità come Orazio Pidatella sia rimasto fermo per un periodo di tempo un po' più lungo. L'altra sorpresa del campionato è certamente questo Locri 1909. Neopromossa, devo dire che sino adesso è veramente la sorpresa più importante di questo girone I. Sì, dico, viene messa un po' in ombra il suo campionato dal campionato stratosferico che sta facendo il Catania, però sicuramente da neopromossa sta facendo cose davvero, davvero molto importanti. Dico, si trova nel gruppo delle 3 inseguitrici dirette, fra cui c'è anche Vibonese e Lamezia Terme, e per una neopromossa è tanta roba, e comunque cerca di tenere il passo del Catania, che diciamo sta facendo quasi un campionato a parte, quindi sicuramente fino a questo momento è una stagione assolutamente di buon livello. Guardiamoci il servizio, pareggio 1-1 in casa per il Locri contro il Santa Maria Cilento. Pari all'Ocri, punto d'oro per Di Gaetano. 5 minuti di frenetico avvio di girone e il Locri si fa battere subito le mani perché domina la scena. Anche il giovane Rizzo costringe Grieco all'uscita, mentre il gruppo cerca il termine più offensivo possibile quando triangola all'ingresso dell'area. Ficara invece mette alla prova il numero 1 avversario sulla diagonale dell'area di porta. Johnson risponde in rovesciata dall'altra parte e il Santa Maria Cilento in generale non appare inibito e ripropone la stessa maestria in fatto di intesa e fraseggio. Poi il gioco si sposta sul piano del ritmo, della contesa, provvedendo ognuno a concedere il meno possibile in fatto di profondità. I 3 della difesa di mister Di Gaetano ruotano ora verso destra, ora verso sinistra per permettere all'esterno basso di turno di avviare la manovra in fascia. Sempre palla a terra il Santa Maria Cilento con Catalano ad aspettare l'occasione. Tutto nella metà campo avversario invece il Locri con Carella a fare da calamita e il palleggiatore con l'occhio fino a fare la palombella per lo scatto di Ficara.
Al 29esimo punizione per il Locri e motori dei 90 caldi per uno schema difficile. Il Locri cerca geometrie e dal lato opposto poi trova una palla efficace di Dodaro per la testa in area di Mbaye. Per Grassi di Forlì c'è fallo in attacco. I campani sfoggiano la carta più ardua in casa Amaranto, il pressing sull'uomo. Ficara risponde di movimento repentino ed è subito punizione sul limite destro. La trasformazione al 35esimo è fulminea, oltre che a filo d'erba. Grieco però la intuisce. Sul finire della prima frazione la gara è ancora tutta da vivere, tanto che Catalano prova una palla a girare, stoppata al limite, e poi ritenta subito con un affondo che praticamente gli apre la visuale sul secondo palo, e infatti è 0-1. Nella ripresa è un altro Locri al sesto, Carella Furina, duetto a cavallo con palla a mo' di spada. Grieco respinge e Dodaro prova a sfruttare persino la seconda palla. Al 10° la punizione è in quell'angolazione che piace a più di un atleta Amaranto. La spunta la rosa però in tutti i sensi, perché la palla finisce nel 7 ed è pareggio. Al 17° Furina fa la barba al palo con una palla spizzata, poi Ficara cerca Carella, l'argentino fa da sponda a Marrazzo e Greco si tuffa a destra lasciando tutto immutato. Alla mezz'ora ritorna Furina e lo fa in performance aerea, poi Carella lotta, conquista la palla, ma la conclusione è alta ed è il 38° e a quanto pare i giochi da lì non cambieranno più, almeno in fatto di risultato. Possono già partire le immagini di questo Trapani invece che cade in casa della Mariglianese. Io credo che questo Trapani è ancora una società non chiara. Ma, rispetto al discorso di poca stabilità di cui facevamo menzione poc'anzi, dico anche la stagione fin qui del Trapani è stata da questo punto di vista più che travagliata. Ecco, anche qui bisognerebbe andare a fondo. Si inizia con un progetto e adesso ce n'è un altro totalmente diverso. C'è stata questa girandola, no? Chiavaro che era da Cireale va a Trapani, Strianese... Torrisi che salta dopo 5 partite da imbattuto. Sì, Strianese che era l'anno scorso a Paternò e va da Cireale, entrambi che ritornano fra virgolette all'ovile. C'è un po' di confusione però. E diciamo che tante volte in questa categoria uno si aspetta qualcosa in più come programmazione, tante volte questo purtroppo non succede, ma poi il campo parla da questo punto di vista e si vedono, insomma, il Trapani sta vivendo una stagione molto altalenante fra risultati positivi e risultati negativi, ma questo secondo me è figlio anche della situazione che c'è a livello organizzativo e gestionale. È vero. Poc'anzi parlavi di queste 3 squadre che cercano un po' in un certo senso di arginare il grande potere del Catania. Abbiamo detto dell'Ocri, abbiamo sottolineato dell'FC Lamezia Terme, ma dobbiamo anche ricordare la Vibonese di Modica, che comunque continua giocando bene a mantenere una posizione importante in classifica. Sì, onestamente, personalmente mi aspettavo qualcosa in più. Però sicuramente insomma, sta comunque battendo strada anche lei, cercando di stare al passo, e sono certo che il lavoro di Modica alla lunga verrà premiato. Concludiamo dunque il tabellino riguardante il campionato di Serie D, sottolineando a questo punto che i giochi sembrerebbero fatti per la prima posizione. Ingarbugliata invece un po' la zona retrocessione, dove c'è questo Paternò che un po' delude, dove ci potrebbe anche essere la Ciriale che, ahimè, deve veramente recuperare tanti punti. Sì, credo che la situazione più complessa sia quella di Paternò. La Cireale e soprattutto la San Cataldese, insomma, si tireranno, mi auguro, fuori dalla bagarre. Così come mi auguro lo faccia anche il Paternò, anche se lì la situazione è un attimino più complessa, ecco, per valori anche tecnici dell'organico, almeno fino a questo momento. Sicuramente in coda ci sarà il maggiore interesse da qui a fine stagione, perché come dicevi tu i giochi in testa non dico sono fatti, però chiaramente c'è meno interesse, il distacco è talmente considerevole che si guarda con maggiore attenzione alla bagarre per non retrocedere, dove ci possono essere anche risultati inattesi. Hai pescato qualche giovane interessante under 17 in qualche società di Serie D siciliana?
Ahimè no, perché... brutta cosa questa. Orribile. Abbiamo qualche ragazzo che gioca o comunque in pianta stabile in qualche prima squadra in eccellenza, in Serie D. L'anno scorso c'era qualcosina come 2005, c'era anche un 2006 a Paternò che ruotava nell'orbita della prima squadra. Quest'anno ancora non, almeno per le siciliane, non abbiamo rilevato presenze di... Anche perché, per Paolo, diciamolo, i settori giovanili lasciano un po' il tempo che trovano in questo momento tra la Serie D e l'eccellenza. Guarda, non c'è grande considerazione da parte delle stesse società. Se tu mi dici quale società fra Serie D ed eccellenza ha un settore giovanile ben organizzato e ben curato, io sono... Immagino, quindi confermi questa mia, non dico polemica, ma questa sottolineatura, perché va detta, diciamolo pure, va detta. Con ogni probabilità è un aspetto che sono d'accordo con te, va sottolineato, perché cioè, se togli futuro al settore giovanile, togli futuro al movimento intero. Però chiaramente immagino che chi decide di investire dei soldi lo faccia per il piacere di avere una prima squadra. Però questo va a nocumento del movimento stesso, perché la qualità nel tempo, andando avanti con gli anni, si dirada sempre di più, perché c'è sempre meno cura e meno investimenti nei settori giovanili, meno qualità, e questo poi alla lunga viene a evidenziarsi anche nelle prime squadre. È vero. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo la solita pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto spazio dedicato al campionato dilettantistico siciliano con il campionato di Serie D che abbiamo già trattato nella prima mezz'ora e adesso ci avviamo a raccontare invece i 2 gironi del campionato di eccellenza. Lo facciamo subito partendo dal girone A. Anche nel campionato di eccellenza, prima giornata di ritorno, parliamo del girone A. Eccolo qua il tabellino dei risultati. Cus Palermo batte Castellammare 1-0, Pro Favara batte Don Carlo Misilmeri 2-1, Enna Calcio batte Mazzarese.2 2-1, Agragas batte Leonfortese 3-0, Resultana San Lorenzo batte Parmoval 5-0, Unitas Sciacca batte Nuova Città di Gela 1-0, pareggio tra Mazzara Calcio e Oratorio San Ciro e San Giorgio 0-0 ed infine Nissa FC batte Casteldaccia 4-2. Continua il testa a testa tra Agragas ed Enna Calcio. Attualmente la squadra di Nicola Terranova la troviamo al primo posto con 39 punti, con 38 l'Enna Calcio, 34 punti per il Pro Favara, 32 Don Carlo Misilmeri, con 29 il Mazzara, con 27 Unitas Sciacca e Mazzarese.2, 22 punti Nis FC, 20 punti il Casteldaccia, 17 il Castellammare, con 16 la Leonfortese, 15 punti Oratorio San Ciro e San Giorgio, 11 punti per Resultana San Lorenzo e Cus Palermo, 9 punti Nuova Città di Gela, chiude la classifica la Parmonval con 5 punti. Per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza, voglio partire con delle immagini un po' particolari, quelle che ci giungono dallo stadio comunale inaugurato per l'occasione di Caltanissetta, dove è di scena la Nissa, una Nissa che vince facile 4-2 con il Casteldaccia. Ma non voglio parlare attualmente della squadra di calcio, ma di questo ingresso con tanti bambini in questa nuova struttura. Una struttura fondamentale per tutto il movimento calcistico, una struttura che tra l'altro in erba sintetica può sviluppare certamente dei progetti a lungo termine. Beh, Caltanissetta è una città, una provincia storica per il calcio siciliano, quindi era giusto che avesse una casa, no? È una casa anche importante, sebbene la casa storica della Nissa era il Palmintelli, che sappiamo però in che condizioni è tuttora in condizioni veramente critiche, quindi il nodo del campo per la Nissa negli ultimi 3-4 anni è stato una croce per la società. Ricordiamo le vicissitudini del presidente dimissionario Giammusso fino all'anno scorso, quindi era anche doveroso che la Nissa, che è una società comunque storica del calcio siciliano, avesse uno stadio, un campo importante. Tra l'altro uno stadio che adesso dà la possibilità anche ad incontri di cartello, di categorie anche superiori. Assolutamente, dico, è una realtà, è un comprensorio notevole per tutto il calcio della Trinacri, e quindi aspettavamo un po' tutti, no? Noi calciofili siciliani, che la Nissa potesse avere un nuovo campo. Parliamo adesso di calcio giocato e lo facciamo con l'Enna Calcio, che vince un po' soffrendo in casa contro la Mazzarese.2. Guardiamo il servizio. Bentrovati allo stadio Generale Gaeta, riparte da qui, dalle mura amiche, il cammino dell'Enna nel campionato di eccellenza. Scorre la 16ª giornata e la formazione di mister Pippo Strano affronta la Mazzarese. Arbitra la partita il signor Francesco Polizzotto e la sezione di Palermo, gli assistenti Calanni e Nigrelli. Di Barcellona Pozzo di Gotto, un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli, un minuto di silenzio osservato praticamente su tutti i campi del territorio nazionale in questo weekend. Si può partire grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica col film del primo tempo. Mazzarese che sorprende l'Enna sin da subito al 12esimo, rimessa laterale, Genesio con la spalla per Pirrone, la tocca su Erbini, combina con Seccan, passa il numero 10 che trova l'out destro, guarda in mezzo ancora Seccan che si libera e trova il gol, quello dello 0-1. Mazzarese avanti dopo 12 minuti, azione tutta in verticale, tutta in velocità, la firma dell'ex Nissa al Generale Gaeta. Si sblocca così il risultato al 25esimo, rimessa laterale
laterale, gran giocata di Birrone in mezzo a due avversari, ancora il pallone all'indietro per Seccan che va a botta sicura, ma che chiusura quella di Zappalà che salva praticamente il risultato. Lenna però non c'è, punizione sorprendente quella che va a servire Erbini alto sopra la traversa, il tentativo col destro. Un minuto dopo anche i padroni di casa fanno uno squillo alla porta di Chebba, calcio di punizione di Caronia controllato all'estremo difensore ospite. Ancora Enna in zona offensiva qui con Cocimano che mette il cross dalla sinistra, colpo di testa di Agudiak debole tra le mani di Chebba. Ogberor, siamo al 46esimo, cross in mezzo, Seccan col colpo di testa troverebbe il gol del 2-0 mazzarese, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco segnalata dal primo assistente. Così termina il primo tempo al Generale Gaeta, gli animi sono caldi, vediamo qui le proteste di Agudiak nei confronti del direttore di gara. Mister Pipostrano invece pensa a due cambi e sono Carioto e Guzzardi tra primo e secondo tempo. Inizia il film della ripresa con Lenna che prova subito a offendere, vogliosa di trovare il pari, rimessa laterale che viene allontanata. Qui Zappalà stoppa la possibile ripartenza della mazzarese, sbaglia Erbini, conclusione potente di Angelo Strano che però non inquadra lo specchio della porta. Minuto 55, tocca a Sessa per Federico, minuto 56, punizione di Caronia, il pallone viene sventagliato sul secondo palo, Cocimano la rimette dentro, Agudiak la tocca, Zappalà in rovesciata, il pallone termina sul fondo. Lenna continua a spingere, Cocimano al minuto 61 dalla destra prova la finta, riesce a passare su due avversari con rimpallo favorevole, cross in mezzo, Carioto arriva come un falco e trova il gol dell'1-1, la rete dell'ex Parmonval che impazzisce di gioia provocando anche la panchina della mazzarese. L'abbiamo detto, gli animi sono caldi al Generale Gaeta sin dalla fine del primo tempo. Intanto il risultato dice 1-1. 63esimo esce Caronia, tocca Biccio Arcidiacono, minuto 78. Guardate in che maniera curiosa arriva l'occasione della mazzarese con questa conclusione da parte di Jamè che da centrocampo praticamente colpisce la traversa. Minuto 81, Strano per Carioto, c'è spazio per vie centrali, chiede lo scambio e lo ottiene con l'argentino Agudiak, ancora a Carioto che la può allargare a destra per Cocimano, sguardo in mezzo, cross improvviso, deviazione anche Agudiak e si gonfia la rete sul tocco probabilmente decisivo di Jamè. 2-1 dell'Enna, esplode di gioia il Generale Gaeta, rimonta difficile quella contro la mazzarese ma che si concretizza a 9 dalla fine. Cambia l'anno, non cambia però lo spartito, sempre lui Ivan Agudiak decisivo. Minuto 86 però continua il nervosismo sul terreno di gioco con questo scambio di battute tra Bonanno e Galfano. Alla fine il calciatore della mazzarese colpisce alle spalle il calciatore giallo-verde, ne scoppierà una rissa e alla fine espulsione con la mazzarese che rimane in 10 uomini. Al 90esimo ci riprova Lenna con Carioto che passa in mezzo a due avversari, bella la verticale per Arcidiacono che conclude sull'uscita di Chebba. È 2-1 al Generale Gaeta, inizia così il 2023 della formazione di Mister Pipostrano che rimane in scia all'Agragas ancora a -1. Complimenti alla squadra di Strano che non molla neanche di un centimetro, il distacco contro l'Agragas è sempre minimo, certamente ogni partita diventa fondamentale. È un bel testa a testa, sono due squadre che sono state allestite bene. Lenna si è sistemato, a dire la verità, in corsa, ma lo ha fatto con criterio e bene. E sono due piazze molto importanti, quindi personalmente mi sto gustando questo testa a testa che sarà intenso e combattuto fino alla fine. Però attenzione perché c'è una terza incomoda, il Pro Favara che addirittura vince con la Don Carlo Misilmeri uno scontro diretto. Con qualche polemica, ma credo che un merito, ha un allenatore diciamo di grande esperienza, molto capace e potrebbe dire la sua, potrebbe inserirsi in questa corsa a due. Poi chiaramente gli investimenti sono diversi, l'investimento dell'Agragas, l'investimento dell'Enna sono di un determinato livello, la Pro Favara ha investito anche, però secondo me inferiore. Esatto, e quindi questo alla lunga potrebbe rivelarsi sul campo. Grande rispetto invece per questo Agragas, rullo compressore anche in una trasferta non certamente facile, quella di Leonforte. 3-0 che blinda a questo punto il primo posto in classifica. Guardiamoci le interviste post partita.
buona partita, non era semplice, l'inizio è sempre pieno di incognite, staccare la spina e riprendere in questa maniera non è mai facile. Devo essere onesto, sono stati bravi i ragazzi che hanno approcciato bene la gara, abbiamo sbloccato subito il risultato, poi credo dopo mezz'ora la partita già era chiusa. Sono 3 punti che si aggiungono a una classifica importante e manteniamo la prima posizione, sono convinto che dobbiamo guardare noi stessi e senza pensare agli altri. È chiaro che poi questo è un campionato che si deciderà alla fine e noi dobbiamo essere bravi a farci trovare bene. In avanti abbiamo tanta qualità, oggi su un campo in ottime condizioni abbiamo visto grande qualità da parte dei ragazzi, dobbiamo continuare così ad allenarci in questa maniera e sono convinto che poi alla fine quando c'è questa qualità alla fine le partite si vincono. Siamo lì in testa alla classifica, quindi a noi serve per continuare la nostra marcia, sappiamo che è una marcia piena di insidie e dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Anche nel girone B, prima giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Santa Croce e Real Siracusa Belvedere 1-1, Ionica FC batte Nuova Igea Virtus 2-1, Leonzio 1909 Città di Comiso 1-1, Milazzo batte Città di Taormina 1-0, sonante vittoria della Modica 5-0 contro il Città di Acicatena. Mazzarone Calcio batte SC Palazzolo 2-1, Rocca Acquedolcese vincente 1-0 contro la Virtus Ispica 2020 ed infine Siracusa Calcio batte Nebros 2-1. 4 squadre nel giro di 2 punti. In testa troviamo questa settimana ancora una volta la Nuova Igea Virtus con 34 punti, 33 Modica Calcio, 32 Siracusa e Città di Taormina, con 27 Rocca Acquedolcese, 24 Leonzio 1909, 23 Ionica FC, con 22 Mazzarone Calcio e Real Siracusa Belvedere con la Nebros, 19 punti per Città di Comiso, Santa Croce e Milazzo, 10 punti per l'SC Palazzolo, 9 Virtus Ispica 2020, chiude la classifica il Città di Acicatena con 7 punti. Beh, intanto partiamo subito con questa sconfitta, non dico inaspettata, però è anche vero che è una sconfitta che può pregiudicare il percorso importante della Nuova Igea Virtus. Attenzione, il campo della Ionica è un campo difficilissimo, una Ionica che sappiamo benissimo che tradizione ha in questi ultimi anni nel campionato di eccellenza. Certamente una sconfitta che potrebbe, penso, influire poi sul percorso delle prossime partite. No, secondo me hai ragione quando dici una sconfitta inaspettata. Io credo che in questo girone di ritorno, per quanto ha fatto il Siracusa in sede di mercato di riparazione e anche il Modica, sono queste le due squadre secondo me che si daranno battaglia fino alla fine. La Nuova Igea Virtus è un organico di tutto rispetto, è una società di tutto rispetto, però non ha una diciamo, continuità di risultati tale, o se finora non l'ha avuta la deve assolutamente trovare, perché Siracusa e Modica su tutte secondo me faranno veramente un girone di ritorno, una battistrada per contendersi la vittoria finale, quindi se la Igea Virtus vuole stare al passo sicuramente non può permettersi battute d'arresto come quella di ieri. Voltiamo pagina perché adesso dobbiamo parlare anche di questo Modica, di questo straripante Modica rivoluzionato anche nella rosa con una nuova guida tecnica. Ritorna in panchina Pino Rigoli, 5-0 contro il Città di Acicatena. Guardiamo il servizio e anche e soprattutto le interviste post partita.
Carpentieri cerca spazio per il sinistro, arriva il cross, Falco e poi ci arriva Tomaselli, ma è bravo ora Carpentieri a riconquistare palla, la rimette al centro, a Godirin, liscia, Falco! Antonio Falco, 1-0 Modica. Sapevamo che era una partita difficile, dura, perché è una squadra che nel primo tempo ha corso su tutti i palloni, ha cercato di chiudere tutti i varchi, anche se noi abbiamo avuto qualche situazione per poter sbloccare la partita, non ci siamo riusciti, però diciamo che la partita l'abbiamo lavorata nell'arco dei 90 minuti per poi alla fine portare a casa i 3 punti che secondo me oggi erano fondamentali perché questo è un campionato di grande equilibrio, dove ci sono 4 squadre appaiate nel giro di pochissimi punti e quindi ogni partita diventa determinante, però devo dire che la squadra ha lavorato bene la partita per tutti i 90 minuti, quindi dobbiamo vedere un po' la prestazione che abbiamo fatto nell'arco della partita, e devo dire che il primo tempo l'abbiamo un po' lavorato ai fianchi e poi nel secondo tempo abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo fatto. Falco, il cross apprezzabile, De Miro Pozzebon, eccola qua, la prima perla di De Miro Pozzebon in maglia rosso-blu, facile, ma lui c'è. Noi ci siamo pure, penso che nell'arco di queste 16 partite l'abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare a farlo. Sicuramente dobbiamo fare qualche cosina in più, perché quello che abbiamo fatto fino adesso non è bastato, perché le ambizioni sono importanti, ambizioni di primato. Naturalmente noi questo non ci nascondiamo, sappiamo che abbiamo degli antagonisti importanti, Siracusa, Igea e Taormina, e quindi sarà un campionato avvincente. Devo dire che negli ultimi anni un campionato di questo non si era visto, e quindi faccio i complimenti a tutte queste squadre che hanno allestito degli organici di assoluto valore. Pozzebon a Godirin, occhio perché il Modica può andare 1 contro 0, Falco punta l'avversario al centro, Pozzebon e sono 2, De Miro Pozze, gol. Ci avrei messo la firma a iniziare questo girone di ritorno in questa maniera. Adesso testa alla prossima partita, l'abbiamo preparata bene, si è visto in campo e quindi sono contento per i 2 gol e l'assist, ma soprattutto che hanno portato i punti che ci servivano. Pozzebon in posizione regolare, De Miro Pozzebon attaccato da un avversario, dribbling secco, ancora Pozzebon sulle aree dell'entusiasmo, tiro cross, arriva dall'altra parte Michael Pappalardo e bagna con un gol il suo esordio in maglia rosso-blu. È un campionato abbastanza equilibrato, sinceramente. Non vedo una squadra più forte delle altre. Ovviamente c'è l'Igea, c'è il Siracusa, lo stesso anche il Taormina. Infatti anche la classifica lo dice, è un campionato molto equilibrato, siamo tutti là alla fine, in 3-4 punti di differenza. Musso, Pozzebon, Misseri, va via in bello stile il Modica, al centro c'è Agodirin, ottima l'azione di Musso, entra in area, il cross dal secondo palo, doppietta di Michael Pappalardo e sono 5. Si può dire ancora buon anno. Ciao Ettore, ciao Gol TV, ciao Penalty. Sì, lo so, è ormai metallo, l'albero di Natale sia per essere smontato e tutto quello che poi riviene ricomposto, no? Nel nuovo periodo festivo. Siamo ripartiti. Alla grande, mazziate, grandi 2 gironi di eccellenza. Grandi, non hanno lasciato niente sotto l'albero e le partite ci sono state, i risultati pesanti, no? Il presidente della Don Carlo Missimiliano, presidente, sei una persona zaruna, ma questa parte in cui dichiari deciderò il venerdì se mandare gli allievi o meno, non è un divertimento il calcio, è un investimento. E quando fai le ricerche di mercato, se hai un'azienda, vedi anche quali sono i rischi, gli onori e gli oneri. L'arbitro
la condizione, la cosa non variabile è che non la puoi controllare da un lato, la cosa variabile è che tu crei la variabilità del mercato, non ti puoi ingazzare di questa maniera sulla munizione, sulla gestione della partita, fa parte di un contesto, fa parte di quella forma di attività dove ci sei dentro. Io dico sempre che non è scritto in nessun libro dei medici, della salute, in nessun libro dei sogni che devi fare calcio, devi essere presente nel calcio. Perciò ti dico, fai giocare la tua squadra, lo so che stai investendo maledettamente e che i risultati spesso non ti hanno ragione. Il cambio di allenatore, ti dico solo questo, quindi Catalano è l'allenatore che nel cambio, diciamo, delle tutte le società è quello che sta facendo il massimo, è il miglior allenatore che è subentrato, miglior allenatore che è subentrato, quindi forse poteva essere un altro tipo di decisione, però c'è allievi juniore, si soldi. No, Presidente. C'è una persona troppo intensa. Se mi permette il termine, specchiosa. No, questo no, Presidente. Finiamola queste retoriche. Grande vittoria comunque del Pro Favara. Partita importante anche sotto, nella parte bassa. Quindi fattore campo. Io nei miei pronostici avevo dato molta attività in percentuale alle squadre che giocano in casa. Ecco, caro Presidente, non è da assediare. Ma tu quando partita vinci in casa non giorno d'andata. Ma se tu non vinci partite in casa, come pensi di ottenere un altro tipo di risultato fuori? Fortino, abbiamo sottovalutato e teniamo a sottovalutare il fatto che in casa non è per forza da vincere. Ecco dove fa la differenza. Sei fortino e poi vai a conquistare usando il cavallo di Troia nel caso, no? Stessa cosa comunque nel girone B, anzi nel girone B c'è da scorcevole. Non so com'è stata la partita, ma il Milazzo che vince in 9 uomini al 96esimo col Taormina ti fa capire tante cose, così come comunque il pareggio della Leonzio in casa, un po' sono quelle cose che ti lasciano un po' perplesso. Assolutamente, ma non perché le avversarie non sono il Fortino. L'Aucia Scorcegodo lo prende Ligia Virtus, perde il derby con lo Ionica e Nebros Vicciotto sono serpenti al sonaglio e poi ti fanno male. Siracusa ne esce benissimo da questo periodo, ok, cambio allenatore e mercato, perché è la squadra che ha fatto più punti. Pino Rigoli debutta bene, altrimenti era un problema, ma adesso è realmente il momento più bello del campionato, gennaio-febbraio, come dice quell'allenatore del Ortomuso. I 22 punti del Mazzarrone sono pazzeschi, ha vinto a Palazzolo una partita piacevolissima, Palazzolo che cambia 7 giocatori, è migliorato molto, ma non trova ancora quella fortuna-sfortuna che ancora rimane lì, perché gli attaccanti gli fanno gol troppo tardi, quindi è un discorso proprio di atteggiamento. Ma non sarà facile salvarsi sia il Palazzolo che le 3 squadre che stanno sopra il Palazzolo. Soglia a 9 punti, ecco, il Palazzolo è a 9 punti da quelle che possono essere le sue avversarie ai play-out in questo momento, quindi è ancora dentro, ma non è proprio totalmente libero, quindi deve fare qualcosa in più da questo punto di vista. Le squadre hanno cambiato tanto, è tutto, ma ribadisco, 22 punti del Mazzarrone, è già carnevale a Mazzarrone, a casa e alla terra dei Racinari. Ciao Ettore, lo so, ma spesso mi dilungo, ma come fai a non dire tutte cose? A Ortomuso. Allora Pierpaolo, abbiamo concluso questo spazio di penalty odierno, voglio ritornare a parlare di questa tua figura all'interno della federazione. Abbiamo detto che dopo 2 anni finalmente si ritorna in campo, hai uno staff interessantissimo, uno staff che insomma sta puntando anche sulla determinazione di molti ragazzi di mettersi in mostra. Sì, mi dai l'opportunità anche di premiare, no, questo staff, perché sono persone preparatissime e splendide che mi
aiutano in un lavoro importante, perché poi non c'è il lavoro quotidiano sul campo, però come ti dicevo nelle battute iniziali, un lavoro di scouting, di approfondimento, di videoanalisi, insomma c'è tantissimo Anche lavoro perché il da fare. materiale è tantissimo. Tu consideri, ci sono 5 gironi a livelli regionali, molti ragazzi che giocano fra prima categoria, seconda categoria, promozione e qualcuno anche in eccellenza. Ci sono in ogni provincia tutti i gironi provinciali, under 17 provinciali, quindi stiamo parlando di un bacino di utenza potenziale. Quando chiuderete il cerchio e quindi tirerete fuori quelli che saranno i componenti della rosa definitiva? Ma a ridosso del periodo di partenza, che sarà il Trofeo delle Regioni, si svolgerà dal 17 al 27 di aprile in Piemonte, e quindi faremo uno stage di 2 giorni dove convocheremo gli ultimi 25 per poi portarne 20 alla spedizione torinese in Piemonte. Esatto. Allora incrociamo le dita per Paolo? Le Assolutamente. Un in bocca al lupo per questa importante rassegna dove la Sicilia, insomma, negli anni ha avuto grandissimo successo. Adesso da qualche anno manca questo titolo nazionale, speriamo insomma che sia il tuo gruppo a portarlo di nuovo in questa bella Trinacria. Assolutamente, insieme a questo io spero e mi auguro che i ragazzi che riusciranno ad avere questa possibilità se la godano fino in fondo e la sappiano sfruttare al meglio, così che qualche altro ragazzo del nostro territorio possa andare avanti in questo mondo del calcio così complicato e che ci dà come regione poche possibilità. In bocca al lupo allora per Paolo, grazie per lupo. essere stato con noi qui a Penalty. Grazie a te Ettore, alla prossima. Per quel che ci riguarda la nostra puntata termina qui, ci vedremo mercoledì prossimo come al solito alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Voglio anche ricordarvi che da giovedì come al solito a partire dalle ore 15 troverete in versione on demand sulla pagina YouTube Penalty Programma Sportivo la puntata di Penalty dedicata ai 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.